Bentrovati, eccoci al nostro appuntamento del lunedì, inizia una nuova settimana, gli appuntamenti con lo spazio sportivo dalla web tv www.venetoglobe.com e dal nostro canale digitale terrestre 813 per la provincia di Belluno, arrivano sempre naturalmente dal lunedì al venerdì per raccontarvi quello che lo sport ci dedica e ci regala ogni giorno, ogni settimana. E allora vediamo le principali notizie, cominciamo dalle quattro ruote, cominciamo dalla Formula 1, andiamo a Sochi dove il Gran Premio di Russia, 16ª gara del mondiale di Formula 1, ha visto la vittoria di Hamilton, ma le polemiche si sprecano quest'oggi, soprattutto sul rallentamento di Bottas che ha agevolato la vittoria finale della Mercedes, Ferrari terza e quarta. Mondiale di ciclismo in Austria, si è conclusa la rassegna iridata, sabato un bronzo per l'Italia, ma soprattutto il sorriso di Tatiana Guderzo, la vicentina che si è inventata una gara magistrale ed è tornata sul podio dopo l'oro di alcuni anni fa a Mendrisio. Ieri tra i maschi invece Valverde è diventato campione del mondo battendo sul muro finale Bardet e Woods. Stoico Moscon che sul muro ha avuto notevolissime difficoltà, non ce l'ha fatta a rimanere agganciato al drappello dei primi quattro e purtroppo per lui in difficoltà e ancora la maledizione dell'ultima vittoria di Ballan continua per i mondiali. A Parigi invece coronamento di una stagione magica per Francesco Molinari che firma, stiamo parlando di golf, che firma il punto decisivo ed il record di vittorie. La Coppa va all'Europa e questo è sicuramente di buon auspicio per la Ryder Cup del 2022. L'Italia del volley maschile è uscita dal mondiale dopo la sconfitta contro la Polonia, ricorderete per 3-2, una magra consolazione, quella di dire che insomma siamo usciti con i campioni del mondo, perché ieri sera nella finalissima a Torino, pubblico delle grandi occasioni, la finale ha visto Polonia e Brasile affrontarsi in campo. Ha vinto molto bene e nettamente la Polonia battendo il Brasile per 3-0 e confermandosi per la seconda volta sul tetto del mondo. Dal volley maschile a quello femminile perché è iniziato anche il mondiale per le nostre pantere che sono Silla, De Gennaro e Danesi, ma è iniziata per la squadra di Mazzanti, iniziata bene con la prima gara contro la Bulgaria 3-0, la seconda gara contro Canada 3-0, domani mattino ore italiane 6:40, terza gara contro Cuba, si comincia a salire di impegni. Il basket nazionale di Serie A1 ha cominciato la sua stagione dalla Supercoppa con la finale a Brescia al Palaleonessa tra Fiat Torino e AX Milano. Ha vinto la squadra milanese per 82-71. Sempre nel basket, male la Supercoppa di basket A2 per la TVB Treviso che ha perduto venerdì sera contro Casale sulla Sirena grazie, si fa per dire, un po' ironico, all'ex Musso che ha messo dentro una transizione da 8 metri di distanza. Buona la prova di Antonutti con 20 punti realizzati. Nella finalina di consolazione per il terzo o quarto posto la TVB ha perduto da Tortona per 72-61. A vincere la Coppa la Fortitudo Bologna che ha battuto Casale per 75-73. Sentiamo al termine della gara della TVB contro Tortona Amedeo Tessitori. Eccolo. Sono state due partite toste dove abbiamo provato a fare del nostro meglio e niente, comunque ora c'è soltanto domenica, dovremo pensare soltanto a domenica prossima per arrivare al 100%. Ecco, due partite che vi daranno anche molti spunti su cosa lavorare in questa ultima settimana. Di sicuro sì, ci siamo messi alla prova, abbiamo visto cosa manca ancora, di sicuro non tutti, di sicuro io non sono ancora al 100% e poi manca ancora un po' di confidenza con tutti quanti, dovremmo cercare di fare uno sforzo in più e cercare di capire i nostri compagni di squadra e tutto per cercare poi di riportarlo sul campo e fare il nostro meglio.
Un Amedeo Tessitori un pochino contrariato, un pochino triste dopo questa sconfitta. Le immagini ci sono state fornite dalla società, dalla TVB Basket Treviso. C'è una veneta che festeggia ed è lo Schio. Siamo nel basket femminile, Supercoppa italiana anche in questo caso tra Schio e Lucca. Schio ha vinto dopo una buona gara 75-48 e si conferma leader in Italia. E adesso siamo all'angolo dedicato al calcio. Cominciamo la nostra panoramica dalla Serie A. Alcuni risultati, quelli più importanti: Roma-Lazio 3-1, Juventus-Napoli 3-1, Inter batte Cagliari 2-0, Fiorentina-Atalanta 2-0 e a Sassuolo Milan batte Sassuolo 3-1. Questa sera posticipo tra Sampdoria e Spal. Ma a fare notizie è stata nel weekend anche la notizia, scusate la ripetizione, dell'addio di Marotta, il dirigente, l'amministratore della Juventus, motivi di rapporti tesi con i vertici e ricambio generale. Più peso a Nedved e Paratici. In Serie B i risultati delle Venete li scopriamo insieme: Venezia-Livorno 1-1, Salernitana batte Verona 1-0, Lecce-Cittadella 1-1, stasera tocca al Padova che in casa affronterà il Pescara. Veniamo alla Serie C. Nel girone B hanno giocato regolarmente le squadre venete friulane, si è giocato Rimini-Pordenone, gara terminata 2-2, Albino Leffe Triestina 0-0, a Verona Virtus Verona batte Sud Tirol 3-2. Oggi ci sarà il posticipo serale tra Feralpi Salò e la Nerossi Vicenza, la squadra che è l'unione tra il Vicenza ed il Bassano. La Serie D vede il Montebelluna salire nel bellunese nel fine settimana contro l'Union Feltre, ha però perduto per 2-1 nonostante la disputa di una buona gara. Gli altri risultati: a Chions Tamai batte Chions 3-2, Charlins Musane batte Trento 2-1, Delta Rovigo Belluno 1-1, Este Campodarsego 2-2, a Levico Arzichiampo batte Levico Terme 2-1 e San Donà Clodiense 0-0. Adesso l'eccellenza, il girone B, quarta giornata con questi risultati: Istrana Union QDP, Luparense, Istrana Union QDP ha vinto l'Istrana, Luparense batte Eclisse Careni Pievigina 2-0. Andiamo poi a Nervesa e vi dico il risultato: 0-0 Nervesa Real Martellago, poi ascoltiamo l'intervista. Porto Mansuet Tombolo 2-2, a Treviso Calvinoale, a Ponzano veramente, Calvinoale batte Treviso 3-2, Union Pro Mestre 0-0, Union San Giorgio Sedico batte Giorgione 1-0 con gol di Pilotti nemmeno a 60 secondi dall'inizio della partita. Vittorio Veneto 0, Liventina 1, ha riposato il Lia Piave. Torno a Nervesa della Battaglia perché ci aspetta il tecnico Michele Baldi, tecnico dei padroni di casa che hanno pareggiato 0-0 contro il Real Martellago. Sentiamo. Con mister Baldi al termine della gara, uno 0-0, è uscito anzitempo, qualcosa non era filato per il verso giusto con l'arbitro? Beh, più che parlare del mio episodio preferirei parlare della partita. Il mio episodio è la conseguenza di qualche errore arbitrale da una parte e dall'altra, quindi penso che alla fine abbia compensato un po' tutto. È chiaro che potevamo fare un po' meglio sotto l'aspetto tecnico, perché comunque la partita lo consentiva, c'erano spazi, sapevamo che loro erano bravi in contropiede, l'hanno dimostrato con i loro due esterni, quindi la partita si è giocata lì, nel senso loro nelle ripartenze e noi cercando di fare possesso palla, ci siamo riusciti bene a sprazzi e non sempre. Nel secondo tempo, quando siamo rimasti in superiorità numerica, potevamo gestire meglio la palla e creare qualcosa di meglio. Poi dopo non sempre è facile giocare contro le squadre che rimangono in 10, che si chiudono, però qualcosa di meglio potevamo fare. Per quanto riguarda il mio episodio, fa parte di uno dei diversi che sono capitati durante la partita e quindi sono stato sanzionato. 3 occasioni d'oro fallite di un soffio, manca ancora qualcosa lì davanti? Beh, siamo arrivati, come dice lei, siamo arrivati diverse volte, soprattutto nel primo tempo e all'inizio del secondo. Sono stati bravi anche i loro difensori perché si sono lanciati sui palloni, però anche loro hanno creato un paio di occasioni dove il nostro portiere ha fatto delle buone parate.
probabilmente potevamo fare qualcosa di più, per vincerla bisogna buttarla dentro, ci siamo andati vicini, siamo sulla strada giusta, dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, avere fiducia e coraggio. Cosa ti manca ancora perché sia il tuo Nervesa? Beh, ci vuole ancora un po' di tempo perché comunque la squadra è giovane, Guardi giocare, sì. siamo tanti nuovi, ci sono tanti giocatori nuovi e quindi ci vuole sicuramente un po' di tempo. Campionato difficile, no? Campionato difficile ma abbastanza livellato, a parte le prime 2 o 3 che forse hanno qualcosa in più, mi sembra che ce la possiamo giocare con chiunque, sia con Treviso quando abbiamo giocato in Coppa Italia che anche con lo stesso Porto Mansuè, una partita da 4-3 dove insomma potevamo vincere noi come loro, quindi insomma dai, con un po' di coraggio ce la possiamo fare. Sì. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Bocca al lupo a Baldi, ha ragione, si è livellato questo campionato, insomma a parte 2-3 davanti, poi insomma siamo lì e vedremo come andrà a finire. Promozione, girone D, quarta giornata, questi risultati: Città di Caorle, Portogruaro 1-1, Conegliano 0, Favaro 2, a Cornuda Opitergina batte Cornuda Crocetta 3-1, Prodeco Montello batte Fontanelle 2-0, Fossalta di Piave Lovis Spresiano 1-1, a Concordia Sagittaria Villorba batte Giulia Sagittaria 3-0, Noventa batte ZTLL Sinistra Piave 2-1 e Vedelago Vazzola pareggiano 1-1. Lasciamo il calcio e passiamo all'Imoco Volley Conegliano, quindi alla pallavolo femminile. A San Donà sabato pomeriggio l'Imoco Volley Conegliano è andata a fare la classica amichevole prestagionale. Le trevigiane hanno incrociato Montecchio che le ha sconfitte al tie break. Super Fabris comunque, ma ci sono tanti errori che Santarelli non avrebbe voluto vedere e su cui dovrà lavorare in settimana. Il Ponzano Basket, siamo quindi nella pagina dedicata al basket, prima ci eravamo occupati di TVB, andiamo sul Ponzano Basket perché c'è la Serie A2 femminile del Ponzano che sorride. Le ragazze di Sottana strappano una vittoria al Pala Giordani di Milano contro la Sanga Milano, una vittoria storica 52-49, storica prima vittoria in A2 su di un campo difficilissimo, impresa delle ragazze di Sottana che inseguono e ribaltano nel finale il risultato. La Ruker Sanve Serie B maschile si è fermata per la prima volta in questo precampionato contro Padova, ha dominato la gara ma è stata superata da una tripla nel finale, 70-69 il risultato finale. Esordio sabato prossimo a Lecco contro il Lecco, in casa il 13 ottobre contro l'Urania Milano. Nella pallacanestro locale iniziati anche i tornei di Serie C Gold con queste gare. Riese batte Udine 62-60 a Udine, impresa della Vigor Conegliano a Trieste contro lo Giadran vince 84-77 Conegliano. Oderzo in casa batte Monfalcone 84-69 e giocata ieri Montebelluna batte Jesolo 77-66. Passiamo alla Serie C Silver, non ci sono stati derby, ma attenzione all'Istrana di Marconato che vince contro Due Ville per 76-69. Gli altri: Abano batte Spresiano a Spresiano 71-53, Virtus Resana batte Summano Carré 67-62, Cittadella perde in casa da Roncade 73-62, ha riposato l'Ormelle. Lasciamo il basket e il calcio a 5 per il futsal massima serie, è cominciata con un pareggio il campionato della Camedosson che a Catania ha pareggiato 2-2, match intenso, sempre vivo, con Belsito che è stato poi espulso per doppia ammonizione. Il rugby, la Benetton o il Benetton Rugby sconfitto ad Edimburgo per 31-30 venerdì sera, impresa solo sfiorata e 2 punti di bonus portati a casa, ma resta l'amarezza di aver perso una gara dove il Benetton ha segnato una meta in più degli scozzesi, pensate, scatenato Sperandio, 3 mete per lui, poi nelle sue dichiarazioni ha detto avrei preferito segnare una meta in meno ma vincere la partita, lui ha scatenato la rimonta dal 31-15. Decisivi gli errori delle trasformazioni, questa volta ha sbagliato Ian McKinley.
Nella top 12 sempre di rugby, in campo il Mogliano a Rovigo, dopo la prima vittoria in campionato domenica scorsa contro il Valsugana Padova, altro derby, quello di ieri contro Rovigo, che ha visto i rodigini prevalere per 19-15, un puntigino per il Mogliano. E con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato allo sport, dedicato alle principali notizie del weekend. Ci risentiamo domani, solita ora, on demand su www.venetoglobe.com, sul canale 813 del digitale terrestre per la provincia di Belluno, per il momento in attesa di ampliare il raggio di visione a tutto il Veneto. A tutti voi, buona giornata.